Buongiorno, sono Veronica Marzotto, mi occupo di strutture di ospitalità per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti in diverse sedi in Italia. I mesi di, chiamiamola reclusione, dovuti a Covid-19 sono stati forieri di un'esperienza particolare con gli anziani. Loro vivono già una situazione in qualche modo costrittiva, vivendo in comunità anziché nelle loro residenze personali, ed è lungo e complesso il percorso perché loro accettino questa situazione e la vivano bene. A questo si è aggiunta la reclusione legata al Covid ed è stato evidente come gli spazi diventano essenziali, spazi che abbiano un'attenzione particolare all'uso della luce, possibilmente della luce naturale, quindi un maggiore scambio proprio architettonico tra spazi interni e spazi esterni, la possibilità di vedere quasi come se si potessero toccare alberi, piante, anche persone che passano sul marciapiede, quindi porte e finestre, quindi la sensazione di non essere rinchiusi in una scatola quanto piuttosto eventualmente in un fortino, con sicurezza, ma con molto, molto contatto con l'esterno. Poi un uso più sapiente delle luci, certo è cambiato rispetto ai tempi in cui c'era neon dappertutto, però ancora si fa troppo poco e l'uso della luce consente all'anziano anche con problemi cognitivi di capire meglio in quale momento della giornata si trova e quindi di vivere con meno disagio il proprio disorientamento. Un altro aspetto fondamentale è l'uso degli spazi comuni. Gli spazi comuni spesso sono dei grandi saloni molto, molto opportuni e pratici per il controllo dell'operatore, ma invero poco piacevoli per la socializzazione, a piccoli gruppi, per la conversazione. In fondo sono case, le chiamavamo case di riposo. Dobbiamo tornare a pensare al concetto di casa per i nostri anziani e ripensare delle strutture che somiglino il più possibile a delle case, confortevoli, accoglienti, e un nido accudente.